Cordoglio del Veneto per la morte di 2 giovani sci alpinisti del soccorso alpino delle Dolomiti, morti durante un'escursione sull'Antelao in Cadore, ennesimo straziante tributo, dice il governatore Zaia. Tragico incidente stradale sulla Ponte Bana nel Pordenonese, scontro tra 2 auto, perde la vita una 24enne, altri 4 feriti nell'impatto, il padre della vittima è un noto farmacista vicentino. Tempo di bilancio a Venezia dopo il ponte del 1° maggio con i tornari in azione, il comune è soddisfatto, pronto a replicare se ci sarà bisogno, la città resta divisa, ne parliamo stasera 20:10. Giallo a Marcone, un'intera famiglia sottoposta a profilassi di decontaminazione all'ospedale dopo aver aperto una busta contenente polvere sospetta trovata nella buca delle lettere. Caso vaccinazioni, da domani pronti provvedimenti di sospensione per le famiglie non in regola dei bimbi da 0 a 6 anni, l'ala più dura nel Trevigiano e nel Vicentino. Denuncia dell'EMPA a Treviso, un automobilista ha lanciato un gattino dall'auto in corsa, il cucciolo di pochi giorni raccolto e salvato. 1° maggio, non solo festa laica, in un paese del Trevigiano si è rinnovato il giorno dedicato a San Giuseppe Lavoratore con la benedizione dei trattori e di altri attrezzi per il lavoro dei campi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In apertura la cronaca con la tragedia che si è consumata ieri mattina sulle montagne bellunesi, dove hanno perso la vita 2 giovani sci alpinisti che facevano parte del soccorso alpino bellunese. È un momento difficile, un momento che ci mette un'altra volta a dura prova. Purtroppo siamo gente di montagna e dobbiamo mettere sempre un puntino che può capitare. Purtroppo negli ultimi anni è capitato tante volte, questo ci fa male, però non ci deve far mollare, dobbiamo continuare. Sono sotto shock gli amici, i colleghi di Enrico Frescura, 31 anni, di Domegge, e Alessandro Marangon, 28, di Farra dal Pago, i 2 sci alpinisti morti ieri sul monte Antelao. I 2 giovani da anni facevano parte del soccorso alpino bellunese, sono stati proprio i loro compagni a recuperare i corpi senza vita di Enrico e Alessandro. La tragedia si è consumata in mattinata, i 2 alpinisti erano partiti all'alba con tutto l'equipaggiamento necessario, poi il dramma. Probabilmente avevano appena terminato la salita quando avrebbero perso l'appiglio precipitando per 300 metri a valle. Le 2 vittime sono state trovate in un canalone, gli sci ancora appesi allo zaino. L'allarme era stato lanciato da altri 3 sci alpinisti che stavano risalendo il canale e che avevano notato Enrico e Alessandro in difficoltà. Poi, pochi minuti dopo, davanti ai loro occhi si è consumato il dramma con i 2 giovani che sono precipitati. Enrico e Alessandro, che per lavoro salvavano vite, hanno trovato la morte proprio tra quelle montagne che tanto amavano. La pagina Facebook del soccorso alpino listata a lutto in ricordo dei 2 giovani che non ci sono più. Erano 2 ragazzi giovani, erano super allenati, avevano un entusiasmo pazzesco di andare in montagna, di aiutare gli altri, e purtroppo le fatalità capitano e in questo caso non hanno dato scampo a questi nostri ragazzi che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente. Un abbraccio grandissimo alle famiglie, perché in questo momento è un momento veramente tragico e duro. Venerdì alle 15 a Domegge saranno celebrati i funerali di Enrico e Alessandro. Per l'ultima volta saranno insieme, come piaceva a loro stare anche tra le montagne. Cordoglio per questa tragedia è stato espresso dal governatore del Veneto Luca Zaia. Enrico e Alessandro, ha detto, sono l'ennesimo straziante tributo che la montagna ci chiede. Si percepisce come una crudeltà il fatto che le loro giovani vite si siano interrotte proprio là, dove più di tutto desideravano essere. Sembra l'accanirsi già provato purtroppo in tante fatali vicende simili a questa dell'amata nei confronti di chi la ama. Mi stringo alle famiglie di Enrico e Alessandro e a quella del soccorso alpino, esprimendo il mio più profondo e personale sentimento di vicinanza insieme al cordoglio dell'intera regione del Veneto. Era in vacanza con i genitori a Cortina, ma si era allontanata dal campeggio. Una 38enne di Galzignano Terme, in provincia di Padova, è stata ritrovata senza vita. È stata ritrovata senza vita nelle acque del torrente Boite a Cortina una 38enne di Galzignano Terme, di cui non si avevano più notizie da quasi un giorno. Elisabetta Carmignana era in vacanza con i genitori, ospite di un campeggio della frazione Campo a Cortina, e si era allontanata dalla roulotte.
Il corpo è stato ritrovato da una squadra di soccorritori. I familiari hanno lanciato l'allarme e alla ricerca della donna hanno partecipato il soccorso alpino di Cortina e San Vito di Cadore, con 2 cani molecolari, uno arrivato da Valpusteria, oltre alla Guardia di Finanza di Cortina e Auronzo, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Gravissimo incidente stradale nella notte lungo la Pontebana a Pordenone. Nello scontro frontale tra 2 auto ha perso la vita una ragazza di 24 anni residente a Udine, ferite altre 4 persone, un 41enne di Pordenone, 3 ragazzi, 2 di 17 e 1 di 18 anni. Sulla dinamica della tragedia indaga la polizia stradale di Spilimbergo. L'impatto tra le 2 vetture è stato molto violento e purtroppo per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Jessica Paganini, questo è il nome della vittima, era nata a San Donà di Piave, ma la sua famiglia è originaria del Vicentino. Il padre infatti è un noto farmacista di Camisano Vicentino. Voltiamo pagina, andiamo a Venezia, dove il ponte del 1° maggio, oltre ad aver portato il pienone in città, ha visto prendere l'avvio della sperimentazione dei tornelli, che ha avuto esito positivo. Lo sostiene l'assessore al turismo Mar, anche se non tutti sono della stessa opinione. Sono stati sempre aperti i varchi, quindi la sperimentazione, diciamo, è andata bene, siamo soddisfatti. Già il fatto di aver messo i varchi e i cartelli ha fatto in modo che le persone deviassero nei loro percorsi, riprendendo poi, fra parentesi, quella che era la situazione pristina all'inaugurazione del ponte di Calatrava. Quindi diciamo che noi siamo soddisfatti. All'indomani dei 4 giorni di sperimentazione che ha visto in città l'applicazione dell'ordinanza emessa dal sindaco Brugnaro con i varchi nei punti nevralgici della città per gestire i flussi turistici, il bilancio è positivo. Non c'è mai stata la chiusura, indice sostiene l'amministrazione e il comandante della polizia locale che la sola presenza dei tornelli abbia fatto da deterrente. Il 2018 noi l'abbiamo pensato come l'anno della sperimentazione in base a quello che avevamo emanato con una delibera di giunta per il progetto di governance territoriale del turismo in città. Lo stiamo facendo, questa ordinanza è un'ordinanza sindacale, quindi il sindaco ha deciso, per garantire una migliore vivibilità della città sia ai cittadini che ai turisti, di attuare queste misure. Ricordiamo che queste misure erano previste nel piano e ricalcano un po' quello che è stato il percorso delle commissioni consigliari e anche del documento che è stato concertato con l'UNESCO. Anche il sottosegretario ai beni culturali Borletti Buitoni, che all'inizio non vedeva di buon occhio l'idea, si è dovuta ricredere dichiarando che a suo avviso Brugnaro ha avuto coraggio. Ripeto le parole del sindaco, noi con coraggio e umiltà sperimentiamo in base a quello che abbiamo messo come strategia. È chiaro che la strategia va sperimentata sul campo. Il plauso della sottosegretaria Borletti Buitoni non ci fa altro che piacere e devo dire che anche la stampa internazionale e la nazionale, rispetto alle nostre prese di posizione fatte con molto coraggio, ci ha dato un buon feedback. Un ponte che ha visto il 95% delle camere occupate con grande soddisfazione degli albergatori, anche se il presidente di Ava Federalberghi Bonaccini sulla gestione dei tornelli ha dichiarato: è perfettibile, andrebbe gestita in modo più appropriato. Ci sarebbe qualcosa da dire sul come, dove e perché, conclude, ma il problema va affrontato. E i veneziani, dopo questi 4 giorni di sperimentazione, cosa ne pensano? Sentite cosa ci hanno detto. Almeno si limita. Tutti parlano di questo ipotetico ballottaggio. Se andassimo a votare a giugno sarebbe in teoria un ballottaggio, perché gli elettori dovrebbero, si pensa, è superficiale. Ma non si rischia, ma non si, la stessa del 4 marzo. Ma non si rischia. Farvi vedere le interviste realizzate a Venezia con i veneziani, la loro opinione dopo questi 4 giorni di sperimentazione dei tornelli in centro storico. Sentite cosa ci hanno risposto. Almeno si limita l'affluenza di turisti a Venezia, perché ce ne sono troppi. Aspettiamo a vedere se possono servire o meno. Non sono contrario di principio. Quello che fanno mi va bene, perché non era un compito che mi interessava. Dopo le polemiche di questi giorni sull'applicazione dei cosiddetti tornelli per gestire i flussi turistici in città, i veneziani hanno opinioni diverse, tra chi la trova una decisione giusta, chi aspetta di dare un giudizio e chi proprio non ci sta. Orrendo. Perché? Perché ne mette i recinti, no, non va bene.
Non va bene, devono trovare un'altra soluzione. Però per voi c'era il passaggio per i residenti? Normale? Ah, ma sai, tutta questa gente non mi muovo neanche da casa io. Rimango a casa 3, 4, 5 giorni. Hanno fatto un servizio che creano un disservizio perché si crea tutto un intasamento totale sopra a un ponte. Non hanno fatto una buona cosa, secondo me non hanno fatto una buona cosa. Io credo che lasciare il flusso libero sia sempre la cosa migliore. Libertà sempre. Quindi c'è ingabbiare le persone come fossero vitelli. Non ha dato una bella immagine alla città. Ma che i tornelli piacciono o no, tutti sembrano concordare su una cosa. A Venezia ci sono troppi turisti e il loro numero deve essere limitato in qualche modo. Che vengano, ma a gruppi, non così. Sembra una mandria, non si vive a Venezia, non si vive. Va limitato il numero di turisti in qualche modo. E secondo me potrebbe essere una modalità buona per farlo? Cioè, se non ne trovano di migliori non è che sia un tecnico che so decidere. Certo il numero di turisti secondo me è spropositato per la fragilità e la piccolezza di Venezia. Insomma. Ed ora la politica nazionale, domani l'attesa direzione nazionale del Partito Democratico a Roma, chiamata a decidere se accettare o meno una trattativa con il Movimento 5 Stelle, ma allo stesso tempo divisa dopo il no secco dell'ex segretario Matteo Renzi. Intanto Lega e Forza Italia reclamano un preincarico per Salvini. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata di Ring, dove le polemiche sulla legge elettorale e una richiesta di voto anticipato non sono mancate. Tutti parlano di questo ipotetico ballottaggio. Se andassimo a votare a giugno sarebbe in teoria un ballottaggio, perché gli elettori dovrebbero, si pensa, è superficialità. Ma non si rischia, ma la legge è la stessa del 4 marzo. Ma non si rischia, è superficialità, è la stessa legge del 4 marzo, non è un ballottaggio. Guardi che le faccio presente che Salvini lo diceva qualche giorno fa di tornare a votare. Ma non diceva che è un ballottaggio, diceva raggiungere. Dopo aver fatto l'incontro a porta chiusa d'arco, le fatalità è andato a Gonzaglio, Salvini abbiamo visto che io se fossi stato Salvini mi sarei girato dagli ma è superficialità, la legge elettorale non è il doppio turno, non è il secondo turno, questo è la stessa legge elettorale del 4 marzo uguale. Ma gli italiani non sono stupidi, per fortuna l'hanno dimostrato in Molise, in Friuli, dove si dà il premio di maggioranza, punto, bisogna cambiare. Che c'era nell'Italicum ma non c'è in Rosatella. Sì, ma i cittadini che venissero chiamati oggi a rivotare dopo 2 mesi, io non sarei così certa che ci vadano prima di tutto volentieri e secondo che premino, esatto, qualcuno dà per scontato di essere premiato. No, penso che Mattarella dia l'incarico a chi in maniera anche le ipotesi sono due, non del 50 più 1%, ma voi siete sicuri che possa essere così o potrebbe esserci una seconda via? Adesso non sono... Il famoso governo del Presidente per fare una legge elettorale in qualche mese arrivare a votare? Oppure il Presidente prende atto, potrebbe essere anche questo, però credo che prima, conoscendo anche Mattarella, le strade le tenti un po' tutte. Potrebbe essere dato, e noi lo auspichiamo, un incarico pieno o esplorativo a Salvini, ma per fare questo naturalmente Mattarella, e mi pare di capire che tutti si fidano dell'equilibrio di Mattarella, noi sicuramente ci fidiamo dell'equilibrio di Mattarella, forse riterrà opportuno fare un altro giro lui stesso di consultazioni, il centrodestra presumo che si presenterà unito. Credo che finito questo giro di consultazioni la via politica non può non passare da chi ha vinto le elezioni, quindi sarà un incarico pieno o sarà un incarico esplorativo per Matteo Salvini, io credo che si passerà da questo. Questione vaccini, sono circa 1 migliaio in Veneto i bambini tra i 0 e 6 anni che frequentano gli asili della FISM non in regola con le vaccinazioni obbligatorie e quindi a rischio sospensione dalla frequenza. Sono 92.000 i bambini accolti in nido scuole dell'infanzia FISM tra 0 e 6 anni, di questi 5.000 risultano non in regola con le vaccinazioni, pari al 4-5%. Di questi circa 1.000 da un punto di vista proprio amministrativo non sono in ordine, nel senso che al 30 di aprile
i genitori di una parte appunto di questi bambini non hanno consegnato nulla. Le situazioni più problematiche vengono registrate nella fascia pedemontana dell'Alto Vicentino e Trevigiano. Per le famiglie i cui figli non sono in regola con l'iter vaccinale, già nei prossimi giorni potrebbero scattare le disposizioni previste dalla normativa. Fatto obbligo di legge di non dare accesso alla struttura di prima infanzia e di infanzia, quindi nidi e materne, ai bambini che appunto i cui genitori non abbiano consegnato assolutamente nulla. I gestori, quindi i legali rappresentanti, i dirigenti eccetera, dovranno dare in mano a questi genitori un provvedimento di sospensione dalla frequenza. I genitori dovranno firmarla per ricevuta, se non ci fosse questa firma si dovrà procedere tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi questi giorni, se le famiglie non dovessero ancora provvedere a prenotare un appuntamento per le vaccinazioni e continuassero comunque ad accompagnare a scuola i propri figli, i gestori dovranno seguire quanto previsto dalla legge. Se ci fossero, e speriamo di no, dei casi di forzatura all'ingresso nei giorni successivi di un genitore, da parte di un genitore o dei genitori che hanno ricevuto il provvedimento di sospensione, e ci auguriamo davvero tutti di no, in quel caso là chiameremo ovviamente il sindaco, che è l'autorità sanitaria locale. È ovvio che nessuno di noi ha intenzione, nessuno dei dirigenti, dei gestori eccetera, ha intenzione di fare il gendarme, questo deve essere chiaro a tutti. Un obbligo di legge che i gestori delle scuole sono chiamati a far rispettare, anche perché se un bambino che non ha titolo per stare all'interno della struttura, perché appunto i genitori non hanno consegnato alcuna documentazione, va bene, si fa male, ci sono delle responsabilità civili e penali. Nella Marca Trevigiana i bambini con meno di 6 anni non vaccinati sono 1500, il 20% sono figli di genitori che non si sarebbero mai attivati. Per questi l'USL 2 ha scelto di mandare un nuovo sollecito e di esaminare ancora una volta la documentazione inviata dalla scuola, con la speranza che i bimbi possano terminare l'anno scolastico, obiettivo che anche la FISM auspica di raggiungere, così se da un lato chiede la collaborazione dei genitori, dall'altra lancia un appello alla Regione. Possa con un provvedimento che va incontro alle famiglie, quantomeno di arrivare a fine maggio per dare la possibilità alle famiglie di prendere contatto, fare gli appuntamenti e iniziare un percorso vaccinale. Giollo a Marcon, un'intera famiglia è stata sottoposta a profilassi di decontaminazione all'ospedale di Mestre dopo aver aperto una busta contenente della polvere bianca sospetta, trovata nella corrispondenza stipata nella buca delle lettere. La sostanza è stata inviata all'Istituto Zooprofilattico di Legnaro, dove sarà analizzata. Rientrano a casa, svuotano la cassetta della posta, in mezzo alla corrispondenza trovano una busta che contiene una polvere sospetta. Momenti di paura ieri sera attorno alle 23 per una famigliola di Marcon. Marito, moglie e la loro figlia in età scolare sono stati costretti a rivolgersi con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre per essere sottoposti alla procedura standard di decontaminazione, che prevede l'accurato lavaggio delle persone entrate in contatto con la polvere misteriosa, l'isolamento in una stanza apposita, l'imbustamento dei capi di vestiario e un periodo di osservazione. A indicare la prassi da seguire sono stati i carabinieri, cui il capofamiglia, impiegato in un centro commerciale, si è subito rivolto prima di far risalire in auto moglie e figlia per raggiungere in fretta e furia il Dell'Angelo. C'è da dire che i 3 pazienti al loro arrivo al pronto soccorso stavano bene, non manifestavano alcun segnale di intossicazione o infezione. Già questo pomeriggio la famiglia, ultimati i controlli, ha potuto far rientro a casa. La sostanza contenuta nella busta è stata consegnata ai vigili del fuoco del nucleo chimico batteriologico e da questi inviata all'Istituto Zooprofilattico di Legnaro per essere analizzata. Verosimilmente i risultati potrebbero essere disponibili entro le prossime 48 ore. Nel frattempo gli inquirenti sono al lavoro per individuare il mittente della missiva. Adesso ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi quanto accaduto questa mattina nel Trevigiano a Ponzano, dove un automobilista ha lanciato dal finestrino della macchina in corsa un gattino di pochi giorni che è stato poi salvato da una donna che ha assistito alla scena. Il cucciolo, che è stato battezzato Pumba, è ora affidato ai volontari dell'EMPA di Treviso. Questo gattino è stato appena lanciato dal finestrino di una macchina che viaggiava a Ponzano Veneto. Sono circa le 12:30 quando una donna al volante di un'auto vede davanti a sé la terribile scena. Qualcuno da una vettura che la segue lancia un micetto di circa 1 mese dal finestrino.
L'automobilista non ci pensa 2 volte, ferma la macchina, scende e raccoglie il gattino che poi affida ai volontari dell'ENPA. Il gattino ha preso una brutta botta in testa, adesso verrà portato dal nostro veterinario. Fortunatamente il gattino, dopo essere stato visitato e iniziato a riprendersi, sembra non aver riportato un trauma cranico come si temeva inizialmente. Il micio non è ancora in grado di alimentarsi autonomamente e deve essere nutrito con il biberon. Per questo l'ENPA sta cercando qualcuno disposto a prendersi cura di questo cucciolo. I volontari sperano che il responsabile sia individuato. Volevo avvisare questa persona che ha lanciato il gattino dal finestrino dell'auto, che ci informeremo subito per vedere che se ci sono delle telecamere nella zona per verificare il numero di targa. Purtroppo gli abbandoni di gattini di pochi giorni sono all'ordine del giorno. Da quando sono iniziate le nascite ad aprile, solo a Treviso i volontari ENPA hanno ritrovato più di 100 mici abbandonati. Nel 2017 900 quelli salvati solo dalla protezione animali trevigiana. Voltiamo pagina, ma restiamo in provincia di Treviso. Ieri 1° maggio è stata la festa dei lavoratori, ma non per tutti. Nel borgo di San Martino di San Biagio di Callalta, infatti, si è rinnovato il giorno dedicato a San Giuseppe lavoratore, con la benedizione non solo dei trattori ed altri attrezzi per il lavoro dei campi, ma anche delle automobili. Il parroco benedicente lungo la strada che taglia le distese coltivate. Sembra quasi un'immagine del passato, in un tempo dove cemento e modernità hanno preso il posto dei ritmi della natura e delle ragioni dell'anima. Ma a San Martino di San Biagio non mollano quello che è un misto tra rito cristiano e festa pagana, tra acqua santa e piatti di trippe. È la festa di San Giuseppe Lavoratore, che qui da sempre significa benedizione del quotidiano di chi fatica sui campi. Un tempo erano i buoi con giogo e vomere, oggi sono i cavalli vapore dei trattori, da quelli dei nonni ai bestioni di ultima generazione. Per tenere anche i ricordi dei nostri vecchi praticamente e dopo fare anche a gruppo, perché tanta gente mi segue, roba là, perché piace vedere le macchine invece di una volta. Ha senso anche recuperare le cose vecchie, perché sennò a questo mondo tutto va buttato, insomma, ecco. E qui a San Martino vale per gli oggetti, ma soprattutto per la fede, così salda che la piccola e pur millenaria chiesetta non riesce a contenere i partecipanti alla Santa Messa. Il lavoro è sempre un valore e una virtù che eleva la persona. Ringraziamo Dio che, diciamocelo francamente, per noi il lavoro c'è. Perché in fondo la terra non ha mai tradito l'uomo, che invece in questo tempo sembra aver smarrito alcuni punti cardine della propria esistenza. Ecco forse il perché di tutta questa gente presente nel piccolo borgo e i tanti che, facendosi il segno della croce senza timore di essere considerati fuori dal coro del modernismo, hanno chiesto la benedizione anche per quello che è divenuto da tempo un attrezzo di lavoro indispensabile, l'automobile. In tutti i 20 secoli di cristianesimo la benedizione ha avuto questa duplice valenza. Primo, di ringraziamento a Dio, secondo, chiedo la tua protezione, proprio perché tu mi hai dato questo strumento, chiedo la tua protezione, il tuo aiuto, la tua grazia, perché ne sappia fare buon uso. Segni di una fede radicata che la modernità non cancella, così come non riesce a cancellare il rito laico che conclude da sempre le benedizioni. Così se in chiesa c'è stata l'aspersione dell'acqua santa, sul piazzale non è mancata la distribuzione di quintali di trippa per tutti. Ma perché alla fine offrite la trippa? Perché è un piatto povero, sempre stata tradizione e siamo andati avanti così. A lei? Abbiamo parlato di tornelli e della sperimentazione in Centro Storico a Venezia, sarà il centro della puntata di questa sera di 20:10, se ne parlerà in studio con Vittorio Bonaccini, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, e con l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Proseguirà un tempo molto instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 3 maggio.
Sul Veneto condizioni di maltempo, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, molte nubi con locali rovesci e temporali a carattere sparso possibili un po' su tutti i settori, localmente anche di moderata intensità e con rischio di nubifragi in serata. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi tra 20 e 24 gradi. Situazione del tutto immutata sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà ugualmente molto perturbato. Il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi un po' ovunque, anche forti. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 15 e 17 gradi, valori massimi oscillanti tra 24 e 26 gradi circa. Il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige. Molte nubi sin dal mattino con qualche precipitazione a carattere sparso, localmente anche temporalesca. Migliorerà lievemente con fenomeni in attenuazione entro la nottata. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.